Conferenza stampa stamani presso la sede del Parlamento siciliano all'Ars per ufficializzare il passaggio dell'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, proveniente ed eletta all'UDC di Cesa, attuale Presidente Commissione Sanità, al partito di Berlusconi. Passaggio fatto insieme a un altro deputato siciliano, l'onorevole Marianna Caronia. Le recenti affermazioni positive avute da Forza Italia alle scorse elezioni comunali siciliane hanno così rafforzato il partito di Miccichè in Sicilia. Con le due nuove adesioni il gruppo azzurro a Palazzo dei Normanni arriva a 12 deputati. La mia adesione a Forza Italia oggi nasce da una riflessione che ho fatto e che ho fatto insieme al gruppo di persone che in questi 7 anni mi hanno seguita, che sono riuscita ad aggregare, e avendo fatto un'analisi di quelle che erano oggi, di quella che è oggi la situazione politica, l'idea è ringraziare l'UDC per quanto mi ha dato in questi 7 anni e fare una scelta che rimanga comunque e restasse comunque nello stesso alveo, cioè dei moderati, in un partito che mi vede maggiormente coinvolta, in un partito che in questi 3 anni ho avuto modo di conoscere meglio all'interno del Palazzo, soprattutto parlando di Commissione Bilancio, di Commissione Salute, l'interfaccia continua con il Presidente Savona, con il Presidente l'onorevole Miccichè, il rapporto di amicizia e di lavoro che è sorto con l'onorevole collega Gallo, tutta una serie di elementi che messi insieme mi hanno consentito di dire sì ad una nuova esperienza politica che potesse dare continuità al lavoro che finora ho fatto. Quindi non c'è qualcosa contro qualcuno, ma è un lavoro e una valutazione a vantaggio di qualcuno, in questo caso del territorio siciliano tutto e della mia provincia in particolare, che vuole risposte, chiede risposte, e la politica deve essere nelle condizioni di darle.